35esima mostra dell'illustrazione per l'infanzia a Sarmede, un piccolo comune del Trevigiano del Veneto che diventa centro di attenzione mondiale appunto per i disegni, per le illustrazioni, per i libri dedicati all'infanzia, quindi un'altra eccellenza del Veneto che ogni anno dimostra di lavorare con qualità, mettere in moto dinamiche che mettono assieme artisti di livello internazionale e che creano appunto un punto di riferimento per tutta la illustrazione dell'infanzia a livello appunto internazionale. Quindi complimenti alla Fondazione Zavrel, complimenti al Comune che segue da vicino questa cosa, e come Regione Veneto ci siamo quest'anno e ci saremo anche gli anni prossimi. Sarmede è così piccola, così grande, uno dei comuni più piccoli della provincia di Treviso che riesce a organizzare una cosa così grande dedicata ai più piccoli. Anche nelle parole sta, diciamo, la grandezza di questo paese, delle persone che animano la Fondazione Stefan Zavrel. Da Stefan Zavrel chi anima la fondazione ha preso i tratti suoi caratteristici, quelli di darsi molto da fare, di guardare all'infanzia, ai bambini e all'arte come mezzo di educazione per le nuove generazioni. Forse anche per questo, ecco, le cose riescono così bene, perché c'è un grande fondatore dietro, una persona che è emigrata in Veneto e ha portato il meglio della sua cultura, che si è incrociato con la verità, la semplicità, la tradizione, la cultura del luogo e ha fatto fiorire questa esperienza che oggi, dopo decenni, ancora fa parlare di sé e che richiama oggi ancora migliaia di bambini, di ragazzi e di famiglie per visitare Sarmede, per visitare la mostra, per i corsi che si tengono a Sarmede per adulti. E quindi diciamo che ecco, abbiamo con Sarmede quello che può essere il meglio che si può ottenere dall'incontro delle culture quando c'è rispetto sia per chi arriva sia per chi accoglie. Mukashi Mukashi vuol dire c'era una volta in Giappone, e con queste due parole dal suono giapponese vi introduciamo in questo mondo meraviglioso che vi presentiamo attraverso l'illustrazione. Mukashi Mukashi nell'arco di questo anno di nostro lavoro è diventato un libro illustrato che raccoglie 8 fiabe dal Giappone per scoprire i più famosi personaggi conosciutissimi dai bambini giapponesi, tra cui Momonoke Taro, i Sumboshi, chi sono gli Oni, che cos'è il Sensu. Siamo pieni di parole giapponesi che vi faremo scoprire sia nei glossari illustrati dei libri, sia in un gioco di carte, che è l'altra pubblicazione editoriale che nasce appositamente per la mostra, un gioco di carte che è dedicato agli yokai, gli spiriti e i mostri della cultura giapponese. Un progetto partito sommessamente, quasi in sordina, che però ha fatto sì che in 35 anni Sarmede fosse conosciuta a livello internazionale nel mondo intero, richiamando a sé artisti di fama appunto mondiale, ritenendo la Fondazione Zavrel e Sarmede punto di riferimento per quanto riguarda l'editoria rivolta al mondo dell'infanzia. Parliamo di cultura, ma chiaramente ci vogliono anche delle risorse per poterla coltivare e portare avanti. La Regione Veneto, in particolar modo il Consiglio regionale Veneto, ci è sempre stato accanto, sostenuto e dato quanto ci serviva per poter sviluppare le progettualità.